Allora, ringrazio il dottor Vincenzino che è qui con noi, la ringrazio per la presenza, il direttore commerciale di Estel. E ci piace un po' ricordare come Più39 Architects ha iniziato una collaborazione con Estel per quanto riguarda l'idea di internazionalizzare il prodotto e la ricerca del design e quindi il Made in Italy nel mondo. Il dottor Vincenzino, volevo chiedere qual è il tema di ricerca oggi all'interno del work, degli spazi dedicati al lavoro in Estel. Ma siamo assolutamente concentrati a cercare di dare delle risposte a quella che oggi è stata l'evoluzione digitale, questa esplosione di sistemi digitali per lavorare, per operare, che consentono alle persone di essere in ufficio ma di lavorare anche comodamente fuori ufficio, e sta comportando, per quello che è il nostro pensiero, per quelli che sono anche però vediamo gli orientamenti del mercato, sta comportando la rivoluzione nel mondo dell'ufficio, la necessità di creare ambienti nuovi che favoriscono la comunicazione tra gli individui, la comunicazione rimane l'elemento oggi più ricercato, fondamentale per avere una efficienza nel lavoro, nell'operatività delle persone. Quindi la individuazione degli ambienti che possono dare queste risposte. C'è una moltiplicazione di questi ambienti perché i modi di comunicare e per favorire la comunicazione sono i più diversi, dalla sala riunioni classica che noi conosciamo a quelle super tecnologiche, a quelle informali, addirittura alla cucina dove ci si può preparare qualcosa da mangiare, ma dove si può anche connettersi con il computer, l'iPad eccetera e continuare l'attività di lavoro. Quindi la ricerca e l'orientamento della Estel è proprio in questo ambito, dare una risposta ai nuovi ambienti di lavoro e non più solo a quelli tradizionali che ovviamente restano. L'ufficio direzionale resta, l'ufficio operativo resta, eccetera, ma stiamo spostandoci in questo ambito. E non sto parlando del futuro, sto parlando del presente. Le grosse compagnie, le grosse aziende già stanno applicando questi concetti e stanno realizzando nei propri uffici questi nuovi ambienti. Ultima brevissima domanda. Volevo chiedere proprio questa vostra ricerca, questa essere smart all'interno della ricerca degli ambienti di lavoro vi ha fatto vincere una commessa, un appalto importante che è questa commessa di Apple. Volevo che se si poteva spiegare velocemente quello che è proprio l'approccio smart, è stata anche una carta vincente all'interno dell'appalto. Sì, qui diciamo che così mi sento di dire che è una bella storia, una storia italiana, ha vinto la genialità delle aziende italiane e la capacità di fare delle aziende italiane. Ha due aspetti questa commessa che per noi sono stati vincenti alla fine dell'acquisizione. La cura del dettaglio che è nel nostro DNA italiano e una genialità che è nata dal nostro ufficio tecnico su dare una soluzione per la realizzazione di pareti antisismiche. Questi sono stati i due aspetti che hanno consentito alla nostra azienda di vincere questo appalto che a oggi è la madre di tutte le gare.